gioco, 6 minuti, quindi diminuisce il tempo rispetto al primo gioco dove avevamo assistito a 7 minuti di sfida, adesso saranno 6 i minuti, però dicevamo Balisardo in testa al medagliere, avevamo visto bene attraverso gli schermi di EIA TV, eravamo riusciti a scorgere il risultato nonostante non avessimo il risultato ufficiale, insomma c'era una netta differenza, molto molto bene, quindi Balisardo che va a 10, nessuno sarebbe curioso capire se qualche squadra ha giocato il jolly. Giorgio è scappato dalla postazione, vediamo un po' se ci darà il segnale. Dato ricordo anche che la fotografa ufficiale della manifestazione è Ivana Barrilli, che sta scattando le fotografie all'interno del rettangolo verde e poi saranno in vendita qui nel piazzale del palazzetto dello sport alle nostre spalle, dove intanto vediamo già un'esposizione di vecchie 500, quindi i modellini colorati ed elaborati delle vecchie 500, ne vediamo da qui alcune rosse, bianche, arancioni, davvero molto molto belle, quindi invito il pubblico magari a fine gioco a recarsi qui sul piazzale del palazzetto dello sport per ammirare questi esemplari, ma ci sono in esposizione anche dei nuovi modelli d'auto da ammirare, da studiare, magari in prospettiva di un buon acquisto futuro di una bella automobile. Ecco, la sfida è in corso tra i rossi di Arzana e i blu di Balisardo. Intanto ricordo che siamo sempre in diretta con Radio Stella, aggiorniamo prima di chiudere il collegamento, questa prima parte di collegamento con la radio di Tortolì. Ricordiamo che Balisardo ha vinto la prima manche col gioco di passa la spugna e ha 10 punti, mentre via via seguono tutte le altre che hanno ottenuto i punti, come ad esempio si va dai 10 di Balisardo a 0 di Arzana. Comunque grazie ai nostri amici di Radio Stella per averci ascoltato in questa prima parte, ci sentiamo tra pochi minuti, grazie da Lanusei, dal campo comunale Ligius, dove sono in corso le Ogliastriadi. Linea Francesco Iesu. Bene, quindi qui al Ligius è in corso la gara di canestro ad acqua, 6 i minuti di gioco. Siamo a 4 minuti, quindi ancora 2 minuti. Ancora 2 minuti, vediamo chi è più bravo a fare canestro. Magari in questo caso ci si ispira un po' alle emozioni vissute nella passata stagione con la Dinamo Basket di Sassari, che è diventata campione d'Italia in questi giorni. Però ricordiamo che, o meglio ieri sono iniziati gli europei di basket, con l'Italia che ha perso la prima sfida contro la Turchia per soli 2 punti, e qui ognuno degli atleti si ispira ai vari giocatori della Dinamo o della nazionale italiana, come i vari Datome, Bellinelli, Bargnani, per cercare di fare canestro. Vediamoli che hanno anche una buona mira, vediamo un po'. Ovvio, non è facile perché le squadre avversarie provano a destabilizzare gli avversari con questo lancio d'acqua, con questo getto d'acqua che disturba proprio il lancio verso il canestro. Ecco qua, finisce la prima manche, il primo round tra Arzana e Balisardo. Vediamo
Adesso dobbiamo capire chi ha portato più acqua. Vediamo se Arzana ha migliorato il suo trend. In attesa di cedere la linea a Tore per l'intervista col sindaco di Elini, Rosalba Deiana, seguiamo prima l'acqua che scivola all'interno della tecca trasparente. Vediamo Arzana quanto acqua è riuscita a portare, vediamo un po', vanno giù anche dei palloncini. Vediamo un po' di scorgere ci sembra una buona dose d'acqua, buon quantitativo d'acqua per Arzana. Cerchiamo di capire, ecco qui, dovrebbe aver fatto meglio Arzana, salutiamo i suoi componenti. Sì, probabilmente Arzana che è riuscita a portare più acqua all'interno della tecca trasparente rispetto a Barisardo che però ricordiamo è primo in classifica, primo nel medagliere. Salutiamo anche gli amici di Barisardo. Siamo davvero pronti, ecco, torniamo da Tore perché ha gli amici di Arzana al microfono. Sì, vabbè ragazzi, cioè, guardate, avete vinto? Ma siete sicuri? Allora, intanto siete contenti di questa manifestazione? Avete ancora pochi punti, 0. Però ci possiamo rifare nelle prossime sfide. in quale sfida siete forti secondo te? Nominare su carra merda. Mangiare. Grazie, in bocca al lupo. Tore, mi senti Tore? Non mi sente Tore? Sì, vi sento. Perfetto. Guardate che qua adesso ti hanno già raggiunto gli amici di Barisardo. Barisardo, stringetevi. Posso suggerirti una domanda? Che sono per adesso i campioni. Esatto. Allora, dimmi. Qual è il segreto per aver vinto questa prima manche col passa la spugna? Ecco, chiediamo qua qual è il segreto del vostro successo. Divertirsi. Ma tu sei un è democristiano. Abbiamo il primo bambino democristiano. No, ditemi qualcosa di più da sfida. Qual è stato il tuo segreto? Qual è il segreto della tua potenza? Di essere parienti. Abbiamo tirato fuori un po' di orgoglio di patria, va bene. Grazie, buon lavoro, buon divertimento, a dopo. Ti do la linea. Grazie ai ragazzi di Barisardo, primi nel medagliere per il momento.